benedizione si conclude questa celebrazione, benedizione di Dio e anche, volente, benedizione Santo Dio, con questa domenica ultima del mio ministero in mezzo a questa cara comunità di Santa Giusta. Io ieri sera, potete sedere con noi, ieri sera ho parlato con Piero che sono all'essenziale, ho accolto anche tutti i pensieri rivolti in quella celebrazione e io li ho presi tanto e li porto con il mio cuore. Mi rimane di voi un grande e bellissimo ricordo. In questa basilica, che è luogo veramente di preghiera, da tempi antichi della comunità, luogo di preghiera tanto amato e tanto onorato. Abbiate veramente in questo luogo formale col Signore sempre vera e bella famiglia, nella vita spirituale ma anche nella vita temporale, nella vita che si svolge ogni giorno in mezzo alla comunità, con l'accordo, con l'intesa, con la comprensione, che poi è mettere in pratica il comandamento dell'amore che il Signore ci ha dato. Amatevi come Dio vi ha amato. Io non dimenticherò mai che con la comunità di Santa Giusta tornerò in famiglia, aiuterò nella mia parrocchia natale per quello che potrò e il Signore mi darà di operare. Per non dimenticare anche assolutamente questo non avverrà mai, la comunità, il comune, l'amministrazione ha voluto darmi ancora un segno concreto di questo onore di preghiera, che poi potete anche ammirare, contemplare. Questo è un dono preparato, fatto preparare l'artista dall'amministrazione comunale e dato a me. Rappresenta la Basilica che è il cuore di questa comunità, con Cristo Gesù presente sempre, perché noi lo ricerchiamo e lo portiamo nella nostra vita. Ma insieme alla Basilica ci sono anche i simboli antichi e presenti dell'amore, passione, i pesci, gli arnesi di pesca. Ecco, tutto ricorda la vita di questa comunità. E quindi un regalo gravitissimo che sintetizza e lascia perennemente presente il vostro ricordo. Insieme a questo ho gradito e ringrazio per tutti i doni ricevuti, sia dati così pubblicamente che privatamente. In modo particolare ringrazio per la preghiera, non solo elevata in questi giorni, ma quella che avrete la bontà di avere sempre per i vostri sacerdoti. Non mancherò io, certo, di dimenticare voi nella preghiera al Signore in ogni celebrazione eucaristica. Io vi auguro ogni bene e con l'opera di Don Paolo Diani, il nuovo parroco, possiate sempre veramente essere una bella famiglia di Dio, una bella famiglia che rende onore al Signore e gioia nella comunità. Così vi auguro, così prego per voi, invocando dal Signore la benedizione e poi darò una stretta di mano a chi ancora non l'ho data ieri sera.